Le giornate si fanno sempre più corte. La brina ridipinge il paesaggio. Tutto tace nella campagna veneta, tranne il vento, sempre più gelido. Nella stagione del letargo, la terra si prepara a donare il suo frutto più prezioso. Per secoli il radicchio rosso di Treviso è stato il cibo della povera gente. Ad un certo punto questa comune cicoria spontanea si è trasformata nel più pregiato e ricercato degli ortaggi. Una storia affascinante che vive il suo spettacolare finale nei giorni più freddi dell'inverno. Con il conferimento dell'indicazione geografica protetta, la Comunità Europea ha ufficialmente riconosciuto la tipicità di questo prodotto unico al mondo, che affonda le sue radici nella tradizione e nella cultura di una ristretta area di produzione, che comprende parte delle province di Treviso, Venezia e Padova. Solo qui il radicchio tardivo trova il proprio palcoscenico ideale. La forza della terra, il tepore estivo, l'amorevole cura dell'uomo. Il gelo dell'inverno veneto, mitigato dalle tiepide acque di risorgiva. Un lungo percorso scandito dai ritmi delle stagioni e che abbraccia un intero anno. Le giornate si allungano, il freddo è meno intenso, è tempo di ricominciare. Lo sguardo esperto del produttore ha già individuato le migliori piante maturate durante l'autunno. Solo queste, le più forti, le più belle. A primavera tornano al campo per produrre il seme che darà vita al prossimo raccolto. Sono piante preziose. Rappresentano la speranza del futuro. Tramandano un patrimonio genetico antico di generazioni. Patrimonio prezioso che non può essere disperso o contaminato. Per questo una fitta rete racchiude le piante in fiore, ad impedire casuali impollinazioni. Così anno dopo anno il produttore migliora la qualità del proprio radicchio. L'impollinazione è affidata agli insetti, tecnici operosi e selezionati che si muovono in un piccolo mondo creato dall'uomo. All'alba i fiori del radicchio rosso di Treviso si schiudono nella propria semplice e delicata bellezza. Api e mosche volano impazienti di fiore in fiore, nell'aria calda delle lunghe giornate estive. Il tempo è poco. A mezzogiorno le corolle saranno già richiuse. Alla fine il seme sarà quello voluto e cercato. Una giornata, una breve stagione di profumi, di colori, di febbrile lavoro, volge al termine. Il terreno è stato lavorato con cura, arato, erpicato, fresato, rullato, concimato. Ora il caldo invade ogni cosa sui campi. L'estate è al suo culmine. È il momento della semina. Il rumore dei trattori e delle seminatrici di precisione riempie l'aria. Le zolle ricaricate di energia dalla rotazione colturale sono pronte ad accogliere il seme così amorevolmente selezionato. All'abbraccio fra terra e seme è affidata la speranza del prossimo raccolto. Forte e sano, sempre seguito e curato, il radicchio matura, nutrito da terreni freschi, profondi, ben drenati, moderatamente argillosi, protetto dalla difesa integrata che l'uomo ha messo a punto con esperienza e sensibilità. Le nebbie e i primi freddi annunciano l'autunno. I campi cambiano colore. All'improvviso la prima brinata. Il radicchio si piega. Le foglie si stringono e abbracciano il cuore per proteggerlo dal lungo gelo. La raccolta può iniziare.
Recisa in profondità la radice, i cespi sono strappati dalla terra che li ha nutriti. Il radicchio viene estirpato con gesti antichi, oppure con l'aiuto di moderne macchine che alleviano la fatica. Ma il lavoro resta duro e il freddo pungente. Bisogna raccogliere prima che la terra diventi ghiaccio. Il radicchio tardivo è resistente, può vincere temperature di 7 gradi sotto zero, ma è doveroso evitare che il cespo geli e diventi fragile. È la purissima acqua di Risorgiva, che qui scorre ad una temperatura costante tra i 10 e i 12 gradi centigradi, a risvegliare il radicchio dal sonno indotto dal freddo. Questo è il territorio del Sile, il fiume di Risorgiva più lungo del mondo. Inizia l'insostituibile fase dell'imbianchimento, la più affascinante e la più misteriosa. Le piante tolte dalla terra sono legate in mazzi e immerse in vasche ombreggiate nell'acqua corrente per 20-25 giorni. Il fitone si rianima, tesse un nuovo impianto radicale, l'attività vegetativa riparte. Fresche, tenere foglie crescono, prendono il posto di quelle esauste. Il cuore si sviluppa e mostra i suoi colori definitivi, il bianco e il rosso rubino. Ora ha acquistato la croccantezza e il sapore gradevolmente amarognolo che rendono il radicchio rosso di Treviso tipico e inimitabile. È nato il fiore che si mangia. Il radicchio rosso di Treviso è un ortaggio straordinario anche per le caratteristiche dietetiche e nutrizionali. Ha proprietà depurative, diuretiche, toniche e antiossidanti. Facilita la digestione, la funzione epatica e stimola la secrezione biliare. Ha poche calorie ed è ricco di vitamine. Un prodotto naturale, puro, prezioso, come dimostrano immancabilmente i controlli della qualità. Con gesti sicuri e decisi, il cespo è liberato dal vecchio involucro. Foglia dopo foglia mostra il suo nuovo volto e annuncia delicati sapori. La radice pulita e abilmente rifinita accompagnerà il suo frutto e gli donerà ancora vita e freschezza. Ora il nostro radicchio rosso di Treviso è pronto per un ultimo lavaggio in acqua corrente e per il confezionamento. Così raggiunge i mercati di tutto il mondo, tutelato dal marchio IGP e garantito dal Consorzio di tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco. Così arricchisce di colore, gusto e profumo le cucine e le tavole, simbolo della ricca tradizione gastronomica di Treviso, di una secolare storia fatta di tradizione e di ostinata ricerca dell'eccellenza. Delicatezza del gusto, con un sentore d'amaro e di acqua sorgiva, fragranza delle sue foglie slanciate, una prelibatezza da assaporare, coinvolgendo tutti i sensi. Le inimitabili doti del radicchio rosso di Treviso si rivelano straordinariamente duttili in cucina. Primi piatti, secondi, contorni, oppure gustato da solo, servito crudo. Sono centinaia le ricette in cui recita da protagonista, in esaltanti abbinamenti di aromi. Radicchio rosso di Treviso. Cultura del sapore.